Eccoci in studio con i nostri esperti, i nostri ospiti. È la volta della nostra ennesima, quarta per precisione, puntata Abitare meglio consumando meno. E quindi vi presento subito i nostri interlocutori, super esperti, Ivan Jobstreibitzer, architetto, progettista e coordinatore gruppo tecnico Callegaro Costruzioni, ben ritrovato qui con noi. Buonasera. Grazie. E Marco Callegaro, amministratore Callegaro Costruzioni, grazie anche a lei. Buonasera. Abbiamo il piacere anche di avere qui in studio Alberto Malerba, consulente infissi per abitazioni Malerba Infissi. Buonasera. Grazie. Raffaele Fantin, tecnico commerciale energetica SRL. Buonasera. Enrico Scapocchin, titolare Repac, grazie anche a lei. Buonasera. E allora, con questo bel team di esperti che ormai avete imparato a conoscere, questa volta andiamo a parlare sempre di comfort abitativo, sempre di benessere, star bene nella propria abitazione, stare meglio, evitare quindi situazioni che possono poi degenerare. Partendo da che cosa? Da tanti elementi, dall'involucro sino ad arrivare al cuore pulsante dell'abitazione. Perché? Perché poi quando parliamo di involucro fatto in un certo modo, di casa che viene strutturata diversamente, si arriva all'interno e rispondendo a tante vostre domande e mail che ci sono arrivate, sì, può esserci più umidità, possono esserci delle sensazioni non del tutto piacevoli, perché si verificano, come fare ad evitarle? Allora bisogna vedere gli impianti che possono essere organizzati all'interno dell'abitazione e abbiamo chi si occupa anche di questo. Allora, architetto, dall'esterno all'interno l'importante è trasmettere e far sì che queste abitazioni siano diverse da come tanti di noi le hanno vissute fino ad ora, foriere di tanti problemi e non di benessere ma malessere abitativo. Come si fa? Cosa deve essere concepito? Che passaggio culturale dobbiamo fare? Perché anche questo è un fatto. E mi piace anche un'osservazione che ci ha fatto un nostro telespettatore lasciando un messaggio telefonico, quindi li ascoltiamo tutti i vostri messaggi. Ha detto è un fattore che arriverà col tempo. Noi italiani arriviamo sempre tardi, nel nord Europa questo salto culturale l'hanno già fatto. È così? Sì, è più o meno così. Però noi stiamo correndo abbastanza sulla riqualificazione dei nostri edifici e difatti questa sera che parliamo di rapporto tra l'involucro e gli impianti affrontiamo un tema che è abbastanza diffuso, perché con il superbonus abbiamo visto quanto ci siamo concentrati tutti a far funzionare meglio questi edifici. La prima precisazione che questa sera potremo mettere in evidenza è che intanto quando parliamo di involucro parliamo di una semplificazione, cioè l'involucro è la nostra casa, sì, che è rappresentata nei diagrammini che facciamo noi tecnici con il tetto, i muri perimetrali e ovviamente, già questo è un passaggio in più, anche il pavimento, perché il solaio del pavimento, che sia appoggiato su terra o che stia sopra dei garage o delle cantine, è comunque una superficie che disperde, che capiremo questa sera in che senso. Quando parliamo dell'involucro, quindi, noi dobbiamo subito fare due distinguo, e cioè uno che noi chiamiamo, abbiamo imparato a chiamare la ragione tecnica, l'altra è la ragione dialogica e capiremo perché dialogica. La ragione tecnica è quella che parliamo tutti, cioè c'è un edificio che consuma tanto, cosa posso fare perché questo consumi meno? Purtroppo l'aspetto tecnico e tecnicistico che si è andato di più sviluppando con il superbonus ci ha fatto perdere anche un po' l'orizzonte della riqualificazione dei nostri edifici, ovvero da un lato le persone, i nostri committenti, i telespettatori che sono sempre più informati attraverso internet, dall'altro questa necessità tecnica di far funzionare meglio questi edifici. Abbiamo trasferito tutta la nostra attenzione nel mettere cappotti, nel mettere pompe di calore, cioè del farci inondare dell'impiantistica. Noi su questo facciamo delle osservazioni, poi anche con Energetica, con Raffaele e con i nostri colleghi avremo modo di precisare meglio qual è il grande errore che stiamo compiendo. Perché il grande errore, perché stiamo proiettandoci che facendo funzionare meglio le cose sembrerebbe che si abitino meglio anche i nostri edifici. Questo è un problema che sposta l'attenzione anche sulla ragione dialogica. Dialogo tra chi? Tra appunto i due soggetti principali, l'involucro, cioè l'edificio, e gli impianti. Noi, sin da prima del bonus, siamo molto convinti che sia la qualità dell'edificio, prima di tutto, da mettere in evidenza e da salvaguardare. È vero che noi abbiamo ereditato edifici di questi ultimi 40 anni, prevalentemente nati con gli intenti speculativi, sappiamo tutta questa cosa qui, no?
E allora adesso il superbonus ci ha permesso edifici totalmente mediocri, addirittura abbiamo capito che era più conveniente demolirli piuttosto che ristrutturarli. Nell'ambito della demolizione abbiamo cercato di riorganizzare come questo edificio si colloca in funzione del regime dei venti e anche dell'insolazione, cioè del movimento del sole. Perché queste cose sono importanti? Perché sono i primi che ci sono sempre state queste tensioni, hanno migliaia di anni, non è che siamo noi che... Noi anzi, probabilmente, grazie anche a un certo modo speculativo del grande boom economico che abbiamo avuto negli anni 60, siamo andati avanti a fare chilometri di edifici, perché ovviamente quello che era importante era il metro quadro di terra, 8 metri quadri di terra corrispondevano a 8 metri cubi, quindi abbiamo dato una priorità a un certo tipo di mercato piuttosto che alla qualità. Addirittura l'errore che abbiamo fatto è stato quello di trasformare i principi quantitativi in principi qualitativi. Per noi questo è ancora oggi il tema, per quello io parlo di errori. Non è che siamo adesso cresciuti è cambiato semplicemente la tecnologia, cioè tecnica che potrebbe essere la nuova teoria e la tecnologia che sarebbe la sua prassi, ha semplicemente in qualche modo sfondato il mondo del tecnico e dell'innovazione, perché adesso tutti pensiamo a mettere gli impianti di un certo tipo, prevalentemente legati alla domotica, spostando la nostra attenzione sull'efficienza dell'impianto, piuttosto che sulla qualità dell'edificio e in particolar modo qualità dell'edificio strettamente legata poi alla qualità dell'abitare dell'individuo. Quindi io farei subito questo primo distinguo. Assolutamente. Prego. No, posso interrompere e far parlare gli altri. No, infatti no, volevo sulla qualità dell'edificio, volevo subito collegarmi con chi costruisce gli edifici, poi le do nuovamente la parola per il secondo passaggio, perché io tante volte ho fatto questa osservazione che è proprio molto primitiva, però mi viene spontanea, cioè è possibile che non si riesca a costruire un edificio qualitativamente di alto livello, con i materiali, senza dover ricorrere, con tutto il bene che posso volere, energetica, tutto il resto, però senza dover necessariamente ricorrere a degli impianti anche di altissimo livello qualitativo. Sì. Perché? Perché se noi ci facciamo le case di una volta, per carità, con questi mattoni grossissimi, tutto quello che si vuole, però erano case dove tu entravi d'estate, stava abbastanza freschi, d'inverno tutto sommato non si moriva di freddo perché c'era il classico caminetto e si scaldava, e sono ancora in piedi tra l'altro, e resistono alle intemperie e alle vicissitudini dei secoli. E questa domanda, che è molto basilare, se la fa anche il cittadino che ci ascolta, ce l'hanno anche fatta: perché dobbiamo andare a ragionare su cose che sono attraenti, molto attraenti, domotica, impiantistica, che dopo diamo anche energetica la parola, senza dubbio, come anche, però partiamo dall'involucro, siamo sempre con questi mattoni. Sì, infatti diciamo che la vera qualità edilizia e il vero soprattutto risparmio energetico deriva dall'involucro, cioè ce lo insegnano i nostri vecchi fabbricati o fabbricati insomma costruiti con una qualità elevata anche di architettura, qualità elevata anche di, adesso prendiamo in esempio le chiese, giusto per fare un esempio abbastanza classico che è facile da percepire, quanto siano confortevoli in certe situazioni, ovviamente perché poi il fabbisogno energetico d'inverno c'è, però anche l'estivo, che è un problema abbastanza importante come qualità di abitare interno da risolvere, con la massività dell'involucro edilizio, come semplicemente si risolve e si riesce ad ottenere un comfort abbastanza ottimale, senza dover rincorrere a chissà che interventi di isolazione, eccetera. Quindi, per dire e per dare un'idea di quanto importante sia l'involucro edilizio, non solo dal punto di vista della dispersione delle formule che ne derivano per il calcolo della dispersione termica della muratura, ma anche dell'inerzia termica che deve avere questa muratura, quindi la risposta che deve dare l'involucro rispetto a quell'impianto che può intervenire in momenti dove l'involucro ha le sue dispersioni. Faccio un altro esempio abbastanza forte per far capire quanto importante sia l'involucro edilizio e che il vero risparmio energetico deriva
deriva da lì. Penso che un po' tutti abbiamo sentito parlare del Burj Khalifa, che è quel grattacielo a Dubai costruito fra il 2004 e il 2010, e dove ha un impatto molto importante, soprattutto un impatto skyline ambientale, un'icona, insomma, certo. ne abbiamo sentito un po' tutti parlare. È un edificio di 830 metri d'altezza, una superficie di 350.000 metri quadri. E questo edificio è costruito prevalentemente in vetro e la superficie e pannelli solari che servono per tutti gli impianti per far funzionare questo fabbricato. È stato fatto uno studio che, se idealmente spegnessimo completamente tutti gli impianti all'interno del Burj Khalifa, il tempo di sopravvivenza è stimato al massimo in 7-10 ore con le temperature che ci sono in quella zona. Quindi questo per far capire cosa... Spaventano un poco, una considerazione del Questo genere. per far capire cosa, quanto importante sia l'involucro edilizio. Adesso lì c'erano altre priorità e, certo, e altre esigenze, e si è puntato, quindi pur avendo un fabbricato di recente, insomma, ricostruzione, quanto sia importante l'involucro edilizio per il risparmio energetico. Cioè, a mio avviso, quello non è risparmio energetico, pur essendo rivestito di pannelli solari, che è una fonte rinnovabile, certo, molto importante, che fa funzionare una buona percentuale del nostro dispendio energetico. E si apre un capitolo dove sì, la durata di vita del pannello solare e tutto quello che ne consegue poi nella costruzione del pannello, eccetera, eccetera. Quindi ecco, questo è un altro esempio per dire che bisogna investire molto nell'involucro, e soprattutto quello che bisogna fare attenzione non è solo la dispersione di questo involucro edilizio, ma anche poi molti altri aspetti, come quelli per esempio della migrazione del vapore, perché quando creiamo un involucro altamente dopo infatti andiamo a sviluppare tutte queste belle cose che abbiamo che non ha spifferi da nessuna parte, perché ormai, diciamo, è la normativa che ce lo impone, ci sono tantissimi altri aspetti da tenere in considerazione, quindi certo. ecco. No, voglio che dopo approfondiamo bene, perché avremo anche dei supporti e delle immagini che dovrà spiegarci questo aspetto. Volevo fare il primo giro di battute insieme, in modo che poi introduciamo questa tematica, e quando parliamo di involucro a questo punto gli infissi, le aperture, queste grandi aperture che piacciono, che portano la luce all'interno di una struttura, però sembra che vadano contro quelli che sono i principi di un involucro, perché in realtà sono dei enormi fori. Allora è Elena, così o no? allora Elena, sicuramente questa sera il tema, il filo rosso di questa puntata è l'importanza dell'impianto. La finestra può essere classificata come un impianto della casa, oltre che un elemento di arredamento. La risposta è sì al 100%, perché la finestra ha un potere isolante, e questo potere isolante viene calcolato con la legge 10, quindi quei documenti che vengono fatti per presentare il progetto, e l'isolamento, il potere isolante della finestra poi determina il funzionamento anche degli impianti, per cui a tutti gli effetti la finestra, oltre ad essere un elemento di arredamento, è anche può essere anche classificato come un impianto. Ti faccio un esempio importante, però. Nella legge 10 viene sottoscritto... Legge 10 che così i nostri telespettatori allora, so che la sono legge 10 è quel documento digitale. che costruisce il progettista termotecnico per dimensionare la potenza degli impianti. Sulla base di tutta la struttura. Esatto, sulla base della dimensione della casa, sullo spessore dei muri, insomma questi termini. Viene però sottolineato soltanto un valore in questo documento, che è il valore isolante della finestra. Però ti faccio un esempio, Elena. Quando noi andiamo a scegliere un telefono, non basiamo la nostra scelta soltanto su una caratteristica di un telefono, che ne so, la dimensione dello schermo, ma magari scegliamo, che ne so, la qualità della fotocamera, la qualità dell'assistenza, se esiste o non esiste, la qualità
la velocità del processore. Ecco, per cui scegliere una finestra in un progetto in base soltanto al valore di isolamento è secondo noi un errore. Vanno presi in considerazione tanti altri elementi che poi determinano il mantenimento del valore di isolamento della finestra una volta installata, per cui per massimizzare le performance degli impianti, dell'involucro, quello che sottoscrive il termotecnico con questa benedetta legge 10, poi la finestra deve essere montata con un'arte e una cura importantissima. È molto più complicato di quello che uno può pensare, perché uno dice mi piacciono quelle finestre, le metto su perché mi vanno bene, rapporto qualità-prezzo ci sta, e invece no. Certo, tu vuoi prendere una finestra che esce dalla fabbrica, dall'officina, dalla falegnameria con un certificato, questa finestra isola 10, no. Ok, dico un numero a caso, e però se tu l'attacchi al muro con 4 viti e un filo di silicone, non è detto che quella finestra mantenga le caratteristiche del certificato. Quindi per mantenere le caratteristiche del certificato quella finestra deve essere installata a regola d'arte, e in Italia non esiste una legge che definisca come deve essere fatto. Sono delle normative di carattere volontario che noi professionisti del mondo della finestra accettiamo di portare avanti, e in questo senso, se noi rispettiamo le normative, le disposizioni di queste leggi volontarie, norme volontarie, scusami, poi possiamo mantenere i valori del certificato del prodotto quando esce dalla fabbrica, per cui l'importanza dell'installazione è fondamentale per massimizzare gli impianti e l'involucro. Questa è una cosa molto importante che dovete tenere ben presente voi telespettatori che ci state seguendo. Non è di secondo piano, ma anzi importantissima, perché alla luce di tutto questo anche la vostra scelta quando si cambiano gli infissi, succede molto di frequente, tante volte bisogna pensare devo affidarmi a un professionista molto qualificato, molto preparato e serio, perché tutte queste valutazioni tante volte non vengono fatte assolutamente o un po' approssimativamente. La finestra è legata a tutta la struttura, a questo punto quanto è, riprendendo un po' il filo iniziale, quanto è importante che però questa struttura riesca a dare anche supporto a una finestra, perché non è più tutto banale come un tempo, no? Nel tema è molto ampio, no? Quelli dell'involucro edilizio, dell'isolamento termico, delle pareti, e anche la bontà del serramento è determinata da quello che ci sta attorno poi al serramento, perché nel nostro caso, avendo un prodotto brevettato, certificato, dove andiamo a coibentare, garantire anche la parte esterna del serramento e dare garanzie di tenuta all'aria e acustiche. Questi elementi che produciamo noi come Redpac sono elementi che sono già strutturati, già prefabbricati dall'azienda, vanno consegnati in cantiere già assemblati, montati, e vanno installati con delle semplici turboviti, schiuma per eliminare il ponte termico tra la muratura e lo shutterbox, e i nastri proprio per dare la garanzia di tenuta all'aria. Ecco, in questa cassa, in questo shutterbox, nello shutterbox che vedete installato qui, noi andiamo a garantire il nodo di aggancio fra il serramento e la struttura della casa, qualunque essa sia, che sia in cemento, in legno, in acciaio. Lo shutterbox va a garantire la corretta installazione dell'infisso, chiaramente, ma anche la corretta eliminazione del ponte termico sulla parte di spallette. Parlando di infissi, parlando di pareti, abbiamo i cappotti, i sistemi costruttivi già finiti, pronti da gettarci dentro. Parlando di coperture, perché anche lì è un tema importantissimo, dipende dalla tipologia di copertura, se in cemento, in legno e via, e abbiamo una gamma di pannelli isolanti che vanno ad eliminare anche lì il ponte termico e l'abbattimento acustico, che è un'altra cosa importantissima. Dalla norma. Stiamo parlando sempre di esatto, comfort, e questo è un altro aspetto molto importante. E sono sempre dei sistemi prefabbricati in azienda che noi mandiamo via, cioè che noi spediamo già preassemblati, quindi anche qui il grosso tema sono le installazioni, no? Quindi
trovare le persone, tu puoi dargli il prodotto più eccellente al mondo, ma se viene posato in maniera scorretta è tutto vano, no? Quindi anche lì noi come azienda siamo impegnati a studiare, progettare, brevettare anche dei sistemi atti a non commettere errori nella fase di installazione, ed è proprio per questo che noi da 6 anni che investiamo tantissimo nella formazione di architetti, diciamo, di tutto il mondo tecnico, e anche chi va ad installare poi la tipologia il fisso piuttosto che il cappotto, copertura. Stando sempre alla parte dell'involucro, una volta che questa struttura è fatta perfettamente, poi parleremo anche di materiali dell'involucro perché non sono secondari, attenzione, è necessario però metterci mano con degli impianti? E perché? Perché a questo punto dici che una volta che l'ho isolato benissimo con degli infissi che hanno delle altissime performance, poi entreremo ancora più nello specifico a spiegare bene, una volta che addirittura l'installazione mi ha isolato ancora di più, che il materiale è buono, la casa a bomba dovrebbe essere a prova ad ogni prova, ma non è così, no, perché le persone poi ci vivono all'interno. Parliamo sempre per esperienza personale, quindi non è che... Ma diciamo che c'è chi porta avanti anche la filosofia che costruire un buon edificio, e di questo noi ne siamo pienamente convinti, siamo d'accordo con l'architetto e anche l'impresa Calegaro, che la prima energia che risparmi te la dà l'involucro, che non disperdi, che non consumi, che non devi spendere, che non devi pagare in bolletta, è tutto ciò che non va disperso da questa bellissima casa che stai pensando di fare. Quindi tutto un mondo di materiali, ma anche di conoscenza di materiali, perché alla fine io vedo che scarseggiamo un po' di conoscenza, anche in fase di progettazione. Faccio un esempio. No, ma è verissimo. Sulle legge 10 che citava Malerba prima citava, è assurdo che nel 2023 non sia obbligatorio parlare di quanto necessita questo edificio tipo di raffrescamento estivo. È un dato che cioè non c'è l'obbligo di metterlo, per esempio. Ma è della legge 10 del... 1091. E questo si spiega? 1091. Perché nel 91 questo problema... Non c'era l'esigenza di parlare di raffrescamento estivo. È da 2 o 3 anni che stiamo parlando di calore. Adesso che noi andiamo a proteggere benissimo l'edificio, e avrà certamente un rapporto edificio-impianto, mi auguro, meno costoso di questo impianto se è un buon edificio, se parliamo di inverno sì. Ma se lo rapportiamo all'estate, direi no, oppure la termotecnica non lo sa, o lo sa, ma non è necessario perché non è neanche obbligatorio all'interno della legge 10 stessa. Quindi in sé per sé un ottimo involucro con tutte queste cose qui, estate, inverno, livelli estremi, non lo regge. Facciamo un esempio proprio, diciamo, spinto. No, allora benissimo, fermo là. Esempio spinto. Adesso vi seguiteci, andiamo in pubblicità qualche secondo, quindi se volete sapere questo esempio spinto dovete assolutamente restare sul nostro canale 19, perché poi entriamo ancora di più nello specifico con i vari professionisti e ancora più addentro la materia. Tra poco.